La giornata di oggi conclude uno dei lavori tipici del centro di recupero WWF Parcoballeno dell'inverno. Liberiamo alcuni ricci che abbiamo curato e cresciuto durante la stagione invernale perché sono stati ritrovati probabilmente nell'ultima nidiata troppo piccoli per superare l'inverno. È una delle attività tipiche della stagione invernale del centro di recupero, ma abbiamo voluto organizzare questa giornata perché una delle funzioni principali dei centri di recupero è proprio quella di informare la popolazione degli animali che ci circondano, no? e di come comportarsi in questi casi e come assumere degli atteggiamenti che siano favorevoli alla vita degli animali selvatici che spesso non sappiamo neanche che ci controllano o che ci girano intorno a casa. C'è questi aculi sulla schiena, anche 7.000 può averne, pensate quanti, arriva a una dimensione di 20 cm, lui non è che insomma, arriva nel nostro giardino perché vuole il contatto con l'uomo, lui trova tutto quello che ha bisogno nel proprio giardino, quindi perché non andare nel proprio giardino? Oggi liberiamo 3 esemplari di riccio dei tanti che abbiamo cresciuto durante l'inverno, alcuni erano già pronti, li abbiamo già liberati prima, non abbiamo fatto una liberazione di massa perché non è il caso, è una cosa simbolica ovviamente, sono 3 esemplari, li libereremo ai margini della riserva della Vallazza dove ci sono boschi e siepi e un ambiente assolutamente favorevole a questo genere di animali. Abbiamo bisogno di 3 volontari. C'era una bambina che rispondeva a tutte le domande in prima fila in aula e non ha perso neanche un coso. Lei? Lei? Lui? Lei? Appunto. Ah, grande! Vieni. Uno. Il riccio è sicuramente molto diffuso, anche se vivendo di notte si fa un po' fatica a vederlo se non spiaccicato sulle strade. Come raccontava Samuele nella sua relazione in cui ha spiegato tutto della vita del riccio, molti sono i comportamenti che noi possiamo adottare per favorire la sua vita. Paradossalmente è più frequente e sempre più numeroso nelle periferie perché viene attratto anche da alcune attività umane e questo gli crea anche il problema di essere a contatto con tutta una serie di pericoli e di rischi. Per questo motivo appunto cerchiamo di informare e sensibilizzare sui comportamenti che vanno adottati per cercare di ridurre il rischio a cui viene sottoposto. È un animale che comunque non ha problemi dal punto di vista numerico ed è molto simpatico, per cui anche diciamo così, il risultato della giornata di oggi con tutti i bambini dimostra che l'attenzione sui ricci è una cosa spontanea che viene proprio da una familiarità e da una simpatia che è diretta nei confronti dell'uomo.